Un po' nello specifico, ci può dare qualche informazione, appunto lo citava prima sulle piazze di Sant'Agostino, come vanno i Allora, lavori e le quando? piazze di Sant'Agostino chiaramente tranquillizzo la cittadinanza perché molti hanno detto la ditta è fuggita, non c'è più nessuno che lavora, questa è la pausa invernale. Ok, le ferie Per cui natalizie, diciamo. le ferie natalizie, i lavori riprenderanno e chiaramente dovevamo fare dei lavori di asfalto che chiaramente li faremo quando la stagione lo permette perché sotto zero non si asfalta. Ok. Per cui i lavori della piazza continueranno e il termine della primavera dell'anno prossimo non è un'utopia. Noi Primavera 2020. Primavera 2019 dovremmo 2019. riuscire a completare, sì, perché la stragrande maggioranza dei lavori di pavimentazione e di predisposizione qui sono già stati fatti. Ok. Nella parte ex piazza Pertini, Pertini. che adesso noi abbiamo già completato tutto, manca la realizzazione della pavimentazione, non degli asfalti, che finite le feste natalizie il lavoro proseguirà con la pavimentazione, con lo spostamento del manufatto dell'opera del professore Amelio, che sarà demolita, ripulita, depositata in un magazzino e non appena avremo realizzato il manufatto che sarà ricollocato nella rotatoria della curva Toselli, Sì. per cui dopo sarà procederà rimontato lì e poi procederemo con il prosieguo dei lavori della piazza, per cui sulla piazza mi sento di tranquillizzare tutti. Quindi primavera 2019. Sì, queste sono le tempistiche che ci dà il nostro ufficio. Okay. Poi dopo un'altra cosa importante che ci teniamo a dire è che riguarda il polo sanitario, ovvero l'ex scuola elementare di Sant'Agostino. L'11 di dicembre noi abbiamo risolto il contratto con la ditta per l'inadempimento dell'appaltatore. Stiamo definendo la consistenza dei lavori svolti e di quelli ancora da svolgere, poi procederemo all'affidamento della parte restante dei lavori scorrendo la graduatoria. Ad oggi comunque possiamo tranquillizzare le persone perché sono state completate tutte le opere strutturali e quelle relative alla copertura dell'edificio. Quindi diciamo i lavori che dovevano essere fatti comunque sono stati fatti e avete deciso sull'onda della notizia del concordato preventivo diciamo così, di recedere questo contratto. Di risolvere il contratto, abbiamo già risolto il contratto, per cui siamo già in grado fra poco di poter proseguire i lavori. Intanto nel frattempo procederemo all'escursione della fideiussione dell'impresa, e siccome le opere della realizzazione delle opere impiantistiche sono in avanzato stato, per cui diciamo che non manca molto, per cui allungheremo il termine, anziché fine dicembre come era previsto, arriveremo a primavera, marzo, aprile dovrebbe essere completata anche quest'opera. Va bene. Sindaco, noi la ringraziamo e a tanti auguri di buon lavoro.